99 custodie cautelari in carcere emesse dal GIP di Bari su richiesta della distrettuale antimafia di Bari, eseguite dalla squadra mobile di Bari, dal servizio centrale operativo, dall'Arma dei Carabinieri. Si tratta di un colpo inferto al pericoloso clan Strisciuglio, dominante appunto in quattro dei quartieri più importanti della città di Bari. Abbiamo colpito un'organizzazione che da anni vessa in diversi territori e in particolar modo in 4 piazze di spaccio importanti la realtà di Bari. Sono stati colpiti soggetti che da tempo operano un controllo del territorio massivo con spaccio di stupefacenti, abbiamo detto, e anche con estorsione. È importante anche l'evidenziazione dei legami tra il carcerario e il territorio. Abbiamo interrotto questo genere di contatti perché abbiamo colpito anche soggetti in situazione di detenzione che però continuavano a dominare, continuavano a dare indicazioni perché l'organizzazione continuasse a operare.